Ci sono delle cose che mi preoccupano molto dopo stasera. Le ultime cose che ha detto il sindaco mi hanno preoccupato anche più di altre, perché dove ci sono così tante risorse e per così tanti anni quella cosa non entra dentro un circuito in qualche maniera, accidenti se c'è da preoccuparsi. Credo che per molti di noi questa cosa sia una notizia. E allora io sono convinto che uno dei problemi veri che abbiamo è l'informazione. Sapere cosa succede, cercare di bucare l'informazione non solo con le cose che piacciono agli uffici stampa, ma anche con quelle che insomma dovrebbero metterci tutti, perché soltanto grazie alla pressione dell'opinione pubblica forse qualcosa potrebbe cambiare. Ho sentito cose anche belle, mi è venuto in mente una delle cose che mi hanno più incuriosito, e sarebbe bello approfondirla, era quello dei costi legati all'energia e alla necessità di convincere l'Enel a mettere in piedi le energie rinnovabili. E mi è venuto in mente un flash. Energie rinnovabili in Sardegna è un problema, sappiamo, quindi è un problema perché la nostra esperienza e quello che leggiamo sui giornali ci dà un quadro di chi è arrivato in Sardegna a fare energie rinnovabili e diciamo, trova dei problemi se non li mette lui stesso. E mi è venuta anche un'idea, ma questi bacini, se noi li riempiamo di piani flottanti che producono energia e quindi magari impediscono la formazione delle alghe. Non lo so, sto dicendo scemenze, ma non sarà il caso, oltre che collegare i bacini, forse c'è da pensare appunto a frontiere che poi da altre parti sono anche abbastanza vicine e vengono usate. Io non voglio fare il predicozzo che ha fatto il mio collega, che è bravo a fare predicozzi, forse ha sbagliato carriera e Don Galia potrebbe dargli una mano. Chiudo con una fiaba. Antonio Gramsci scrisse ai suoi figli lontani, alla moglie, perché leggesse ai suoi figli lontani una fiaba che si ricordava di quando era lui bambino a Ghilarza. Un bambino dorme, accanto a lui c'è un bicchiere di latte pronto per il risveglio. Ma di notte un topo beve il latte e al mattino il bambino piange. Il topo corre dalla capra per avere il latte, ma la capra non ha l'erba da mangiare. Allora il topo va dalla campagna per avere l'erba, ma la campagna è senza acqua. Allora il topo va alla fontana, ma la guerra l'ha distrutta. Per ricostruire la fontana allora il topo va dal muratore, ma il muratore non ha le pietre. E allora il topo va dalla montagna e questa ormai ha solo pietre, perché il bosco è stato distrutto dagli uomini e il terreno è scivolato giù a valle. E allora il topo promette alla montagna che il bambino ripianterà il bosco. Allora la montagna gli dà le pietre. Il topo porta le pietre al muratore che ricostruisce la fontana, l'acqua bagna la campagna, cresce l'erba, la capra può mangiare e dare il latte al topo che lo porta il bambino e il bambino mantiene la promessa. Cresce, da grande pianta gli alberi e tutto cambia. Torna la terra a ricoprire le pietre, torna la pioggia e l'acqua non rovina più la valle. Questo è non solo l'immagine esatta di quello che è l'acqua, nel nostro caso la siccità, che ci collega tutti, che uno non può far finta che non fa parte di questa catena, ma è un percorso difficile, molto difficile. E un percorso non è un regolamento, non è una legge, non è uno sportello, non è un ente, non è l'amico giusto nel posto giusto che ti firma la concessione, non è un'associazione di categoria. Grazie.